Noi abbiamo sentito 17.000 persone, ma non 17.000 iscritti. Abbiamo fatto la nostra indagine andando sulle piazze, sulle strade e dappertutto. I veneti hanno messo al primo posto il lavoro. Il lavoro non perché manca un posto di lavoro in Veneto, ma avere un lavoro adeguato e con uno stipendio adeguato al costo della vita. Precarietà e stipendi bassi. Secondo il sondaggio effettuato dalla UIL del Veneto, il lavoro è in cima alle preoccupazioni, segnalato nel 30% delle risposte. I risultati del sondaggio sono stati presentati nel corso dell'Assemblea regionale del sindacato al centro Cardinale Urbani di Zelarino, ultima tappa di un tour che ha toccato tutte le province del Veneto. Nel 2024 in regione ci sono state 70 crisi aziendali che hanno coinvolto più di 14.000 persone e più in generale chi si rivolge alla UIL del Veneto racconta la fatica di arrivare a fine mese, con redditi che non crescono e lavori che nei 2/3 dei casi sono precari o a tempo determinato. Dopo il lavoro, quasi il 27% degli intervistati è preoccupato per la sanità pubblica. Il problema sono soprattutto il rapporto con i medici di base. Non perché quelli che ci sono non siano bravi, non lavorano, ma sono insufficienti per fare da filtro con le persone. Le persone si rivolgono al pronto soccorso, intasano il pronto soccorso e non hanno più il rapporto col medico di medicina generale. Su questi dati la UIL del Veneto ha aperto un confronto con istituzioni, parti datoriali, direzioni generali, sindaci e assessori, ma ha anche già provato ad offrire una risposta immediata, ad esempio sul tema della sicurezza, terza preoccupazione che emerge soprattutto tra i giovani, dove si diffondono bullismo, prevaricazione e violenza, contro le quali è partito il progetto Game Over al bullismo. Abbiamo mandato una circolare a tutte le scuole, è arrivato a tutti i servizi sociali, loro interagiscono con noi per email, ci mandano email, ci dicono che c'è un problema, noi prendiamo in carico il problema, insieme a me ci sono dei professionisti che ci aiutano, cerchiamo di sentire i ragazzi, cerchiamo di metterli insieme a quanto lo Stato dà agli psicologi eccetera, ma cercando di proteggerli perché a volte loro non hanno nemmeno il coraggio di parlarne con i propri genitori.